Settima e conclusiva con Cico dei Daltri, Bora Lattore, Bacao di Casei, Colorado Springs, VTCC SM, Boato Clemar, Dudville, Caribalilla, Dina del Brenta e Cefalojet, macchina che accelera con Bora Lattore in vantaggio, attaccata da Bacao di Casei, che poi cerca di accodarsi anche se VTCC SM prova a togliergli lo spazio, ma poi sbaglia SVT e così in seconda posizione va Bacao di Numero Casei, 6, in terza è CCSM, Cico dei Daltri. squalificato. I 200 iniziali se ne vanno in 14,9 con la favorita che conduce nei confronti Numero di 7, Bacao Boato di Casei. Clemar, Ha sbagliato anche squalificato. Boato Clemar. E poi anche Colorado Numero Spring 5, che viene Colorado squalificato. Spring, squalificato. Intanto 36 per il quarto iniziale, Bora Lattore continua a guidare, Bacao di Casei in seconda posizione, poi Cico dei Daltri e Caribalilla, queste le prime posizioni dopo 500 metri di gara. E dopo 600 metri in 47 c'è la prima mossa, proprio Caribalilla a farla, cerca di avanzare ma subisce l'anticipo di Cico dei Daltri. Anche Cefalojet aveva provato a spostare, mentre Dina del Brenta va per Varchi in terza posizione in corda ora. Sulla mossa di Cico dei Daltri che cerca di avvicinare i primi, intanto Bora Lattore si appresta a completare il chilometro 1:16,8, in seconda posizione sempre Bacao di Casei. Cico dei Daltri protesa all'esterno, si trascina Caribalilla, mentre ha perso il contatto Dina del Brenta che cala vistosamente. Si distacca in avanti intanto Bora Lattore, prende netto margine di vantaggio, prova a venire via in terza ruota a questo punto Caribalilla. Insieme a Cico dei Daltri insegue Bora Lattore che a 100 dalla conclusione è assoluta dominatrice. Bora Lattore ritorna così alla vittoria. Secondo posto per Caribalilla, mentre al terzo finisce Cico dei Daltri. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo con 31 a chiudere dopo un 29,3 per l'ultimo quarto. Se la meritava Bora Lattore questa vittoria dopo averla inseguita per tanto tempo, oggi in percorso di testa. Vedete la pacca di Salvatore Valentino a Bora Lattore, che ritorna così al successo un anno dopo l'ultima vittoria a portacolori della scuderia La Torre, con Salvatore Valentino in salti e al training. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per domani sera stessa ora.